Inizio ringraziandovi di essere qui a questa iniziativa che come Quartieri in Movimento abbiamo deciso di fare un po' di tempo fa e credo sia poi purtroppo caduto anche un momento particolare, ma in cui è anche utile trovarsi e discutere, perché quello che discuteremo oggi è attinente a quello che sta accadendo e accaduto in questi giorni. Quartieri in Movimento è una rete di comitati, associazioni, collettivi e singoli cittadini che è nata l'anno scorso attorno alle problematiche della città di terraferma e che da subito, tra i vari problemi che emergevano confrontandosi tra i comitati, le nostre esperienze che facciamo quotidianamente, quello centrale sicuramente e che univa il lavoro di tutti noi era quello legato alle questioni ambientali e dell'inquinamento e dello sfruttamento del suolo della città. Noi viviamo in una città che è una delle più inquinate d'Europa, che ha un carico di inquinamento dettato da diversi fattori, ad esempio di inquinamento atmosferico e non solo. È sicuramente uno dei crocevia più importanti dal punto di vista viario, ma attorno a questo somma delle altre ragioni che sono quelle classiche, ma sono anche quelle del terzo porto più inquinato d'Europa, e sono quelle delle emissioni, sono quelle ad esempio di altri fattori che contribuiscono a inquinare e rendere irrespirabile l'aria della nostra città. Sicuramente ci contribuisce il traffico del porto commerciale, sicuramente ci contribuisce pesantemente l'insostenibile presenza delle grandi navi da crociera, che sono un vero problema e influiscono pesantemente su quella che è la qualità dell'aria che respiriamo. E ci sono altri fattori, abbiamo una centrale a carbone che anch'essa influisce pesantemente, la Palladio Fusina, su quella che è la qualità dell'aria che respiriamo, ma incidono anche alcune scelte strategiche che vengono fatte in questa città. La scelta di affidarsi anche qui nella terraferma alla monocultura del turismo e a progetti speculativi che sottraggono aree verdi, spazi e li regalano alla cementificazione, contribuendo alla crescita e alla presenza attraverso il turismo l'aumento del traffico e alle presenze quotidiane in un territorio che è già estremamente provato e che rischia il collasso, oltre che chiaramente rendere ancora più insostenibile quella che è la situazione già drammatica del centro storico dal punto di vista della vivibilità e della qualità della vita. Noi pensiamo che questo problema sia un problema non solo comune, ma che vada affrontato da un lato cercando di confrontarsi, di mettersi in rete insieme e di costruire poi delle azioni concrete rispetto a quello che sono le scelte locali della città e del territorio. Quindi significa avere sicuramente una visione di quelle che sono le problematiche locali, territoriali, e incidere su questo e mobilitarsi. Ma crediamo che questo non possa essere fatto senza avere anche una visione globale del problema. Noi credo non possiamo più affrontare il tema dell'inquinamento atmosferico pensando solamente in termini di inquinamento e di rischi per la salute, ma dobbiamo vederlo inserito anche dentro al quadro dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, perché quello forse è la lezione più vera e più dura che abbiamo avuto in questi giorni qui a Venezia, ma anche nel resto d'Italia, è il fatto che quello che produciamo, quelle che sono le scelte anche dello sviluppo locale, influiscono pesantemente e drammaticamente non solo sulla nostra vita, ma sulla vita di tutto il pianeta. E credo che quindi in qualche modo noi dobbiamo farci carico, anche quando pensiamo a una città differente, a un modello di sviluppo che non sia sostenibile come quello che viviamo, dobbiamo pensare che questo si fa agendo concretamente sul territorio, perché quello poi ha ricadute globali rispetto a questo tipo di problema.
ed è per questo che oggi abbiamo pensato anche di costruire una discussione che cercasse appunto di affrontare questo problema dandogli questo taglio, cercando di costruirci anche delle lenti che ci permettano di leggerlo e una cassetta degli attrezzi che ci permette di intervenire. Per questo oggi abbiamo pensato di costruire questa discussione insieme al Comitato No Grandi Navi, che da anni si batte per la difesa della laguna, contro l'ingresso delle navi da crociera nella laguna di Venezia, e che chiaramente ha affrontato già da molto tempo questo tipo di problematiche, e con un'altra esperienza estremamente importante, quella di Friday for Future. Da un anno a questa parte milioni e milioni di giovani in tutto il mondo si mobilitano contro i cambiamenti climatici ogni venerdì con Friday for Future, scioperando la scuola e avendo avuto il grandissimo merito di portare nel dibattito generale quello che è un problema con cui dobbiamo fare i conti tutti quanti, per cui anche abbiamo cercato di costruire questa discussione appunto tenendo insieme queste parti. Abbiamo deciso anche di affrontare con Paolo Regini, che ringraziamo di essere qui, medico pediatra, quelli che sono poi quella che è la situazione sanitaria reale, quali sono i rischi per la salute e qual è il quadro esatto della situazione che tutti i giorni noi viviamo in quest'area a causa appunto delle emissioni inquinanti che sono presenti su questo territorio. Per cui io ringrazio loro, ringrazio tutti voi di essere qui. La serata è pensata anche non solo per questi interventi, ma anche come uno spazio di confronto tra i comitati. La cosa cui noi teniamo sempre il fatto che queste serate, questi momenti servano anche per conoscersi, per poter intervenire, per parlare dei problemi che ogni comitato sta affrontando e cerca di superare, perché crediamo che se noi uniamo i puntini e costruiamo una strategia insieme possiamo dare anche una risposta che permetta anche di pensare a costruire una città differente da quella in cui stiamo vivendo. Io vi ringrazio per primo, però passo la parola a Roberto Trevisan dell'Assemblea Permanente contro il Rischio Chimico, che ci fa appunto un quadro più dettagliato di quella che è la situazione nel nostro territorio. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Intanto, come diceva Michele, sicuramente quella di questa sera è un'assemblea anomala, diversa da quella che, come dire, avremmo potuto fare qualche tempo fa sull'inquinamento e quant'altro, perché quello che è successo a Venezia qualche giorno fa, la quarta, sta producendo e ha prodotto da una parte sicuramente delle condizioni materiali terribili per chi l'ha vissuta, dall'altra parte è anche un salto di qualità nel sentire comune e anche nel dibattito politico. Oggi, l'assemblea di oggi è un'assemblea fino in fondo dentro lo stato di crisi climatica, ambientale e sanitaria. Perciò anche l'assemblea di oggi non sarà solamente un'assemblea informativa, ci saranno dati sicuramente e quant'altro, però vive fino in fondo questa necessità e questa urgenza nel fare. Come il comitato, come Quartieri in Movimento, in questi anni, in questo ultimo anno, abbiamo cercato di ridisegnare i nostri quartieri con tutte le iniziative che abbiamo fatto, avendo come punto di riferimento i diritti, il diritto al welfare, il diritto all'abitare, alla democrazia partecipativa, ma sicuramente non ultimo anche quello di non morire avvelenati o sotto acqua. Tante sono state le iniziative fatte dai comitati, qua alle mie spalle scorrono anche alcune immagini, ma anche la stessa assemblea di questa sera contribuisce a costruire, io dico, una cassetta di sicurezza
che ci deve tutelare dai ladri di salute. Adesso di questo periodo poi, insomma, di inquinamento, di polveri sottili, di cambiamenti climatici, tutti ne parlano e tutti hanno la loro soluzione. Noi la nostra soluzione la troviamo nel dare una risposta a una domanda molto chiara. È compatibile come è organizzata la nostra vita, i nostri quartieri, la nostra città, come è organizzata l'industria, il tessuto produttivo del nostro territorio, non solo, con la tutela della salute dell'ambiente? Certo che no, ma non è una risposta, come dire, ideologica o teorica. Sono gli eventi, appunto, di Venezia dell'altro giorno che danno la risposta. Sono i 3.000 morti che ci sono per inquinamento nell'area metropolitana, sono nel vivere in un territorio che tutti i giorni vediamo continuamente degradato, in una regione Veneto che grazie alla giunta regionale Veneta e a Luca Zaia è al primo posto in Italia per consumo di suolo, cementificazione, riduzione del verde. Ma in tutto viene anche certificato poi questa risposta dalle centraline di rilevamento dell'ARPAV, PM10, PM2,5, che costantemente, tutti gli anni, perché è un problema strutturale questo, endemico, segnano il superamento di quei 35 famosi giorni all'anno stabiliti dalla legge, che dopo diventano 80, diventano 100. Michele diceva la quarta città più inquinata d'Italia, la 40ª in Europa. Questa è la risposta. Perché abbiamo la sfiga di vivere in un territorio che ha delle caratteristiche particolari dal punto di vista geografico, perché siamo dentro il catino della pianura padana che trattiene gli inquinanti, perché abbiamo appunto un territorio forse anche unico, un sistema produttivo anche particolare, abbiamo due grandi infrastrutture, porto e aeroporto, che sono in continua espansione, abbiamo l'area industriale di Porto Marghera, abbiamo le grandi navi, abbiamo che siamo al centro di nodi di traffico, di movimentazione delle merci, dei passeggeri verso il nord dell'Europa, verso il sud del mondo, siamo ai confini, anzi dentro a poli commerciali importanti, gli ipermercati e quant'altro. Adesso qua non ce l'abbiamo, però spesso nei giornali viene riportata la suddivisione delle percentuali di vari inquinanti nella forma della torta rotonda. Allora c'è lo spicchio del 17% per il traffico, il 30% per l'industria e quant'altro. Insomma, dentro questa torta, fino a poco tempo fa, c'era una bella anomalia. Non c'era la parte riguardante il traffico aeroportuale e portuale. Non era una dimenticanza dei tecnici, era che proprio in letteratura scientifica non si facevano appunto rilevamenti, come una grande nave non inquinasse. Dopo tutte le mobilitazioni dei comitati eccetera hanno imposto e adesso ci sono dei rilevamenti che indicano livelli estremamente importanti. A livello globale il traffico marittimo produce 104 milioni di tonnellate di CO2 alla faccia dei cambiamenti climatici, 10 milioni di tonnellate di polveri sottili. Adesso quello aeroportuale non me lo ricordo. Comunque il comparto, diciamo, turismo a livello globale comporta il 12% di emissioni climateranti che cambiano il buco sull'ozono e accelerano i cambiamenti climatici. Dentro questa torta noi abbiamo un 60% perciò di traffico nelle sue varie forme e un 35% energia e industria. Come dicevo prima, non ci facciamo mancare niente, abbiamo un polo energetico terribile, fino a poco tempo fa ne avevamo 6 di centrali elettriche, oggi ne abbiamo 5, di cui uno appunto la Palladio. È incredibile in questi anni che vada ancora a carbone, ma vi rendete conto? A carbone, uno degli elementi fossili che produce più cambiamento climatico, è pazzesco. Cioè 50 tonnellate di polveri sottili, 6 milioni di CO2 produce questa centrale
e dopo ci sono tutto il resto, e producono molto più energia di quello che ci servirebbe, perché ovviamente energia significa soldi, significa business. E dopo si accennava certo a Porto Marghera. Porto Marghera ovviamente l'inquinamento non è più quello di una volta, però già anche la sua riconversione sta producendo polveri sottili, ad esempio. La logistica, file ininterrotte di camion che arrivano e scaricano merci, ritirano merci e vanno verso le banchine. Il trasporto su gomma, anche questo è terribile, bisognerebbe dislocarlo per trasporto su rotaia. E dopo questo progetto incredibile, no, di cui si sta discutendo in questi giorni, no, proposto da Veritas Ecoprogetto su Fusina, di trattare enormi quantità di rifiuto urbano, riaprendo 3 inceneritori, cioè è un'idea pazzesca che ci porta probabilmente dentro quella strada sempre, no, di tutti gli anni che ci riprovano, se non è il privato, il pubblico. Marghera pattumiera d'Italia, e emissioni non solamente di polveri, ma diossine, si vogliono bruciare anche i FAS. Vi rendete conto, i FAS da Vicenza, i percolati che contengono queste cose? E dopo, insomma, tutta la storia di Porto Marghera che va fino in fondo dentro anche i cambiamenti climatici che viviamo anche a Venezia e dintorni in questo periodo. Cioè, i canali di petroli, no, ha avuto una responsabilità enorme anche nel 66 con l'alluvione, perché con l'allargamento delle bocche di porto e quant'altro. L'ha avuto anche in questa occasione e si vuole allargare, si vuole riscavare per fare arrivare le grandi navi direttamente a Marghera. È di questo che stiamo parlando, come parliamo appunto, come dicevo prima, del traffico. Abbiamo una città che si è costruita attorno agli interessi appunto del commercio, del turismo. Allora l'autostrada, allora il passante, l'armea commerciale, ma tutto sta un baradan qua, produce malattia, produce morte, dolore, sofferenza. 3.000 morti, dicevo prima, 80.000 in Italia. Se noi li moltiplichiamo per 5 anni, quanto è durata la seconda guerra mondiale, arriviamo agli stessi numeri. 1 milione di morti a livello globale. L'OMS dice che un bambino su 5 entro i 5 anni ha una morte prematura per l'inquinamento, e dopo ci sono tutti i costi sociali, economici. Ma io credo che l'assemblea di questa sera, la prima cosa che debba stabilire, debba decretare che siamo in uno stato di crisi, di emergenza sanitaria, ambientale, climatica, e che vogliamo che questo venga assunto. Oggi noi lo decretiamo dal basso, ma vogliamo che venga assunto anche da chi ci amministra a livello regionale, a livello comunale, cosa che non fanno, sono lontani, anni luce sono lontani. Ma basterebbe, qua non ce l'abbiamo, ma se andate nei social, riprendere quella foto bellissima, scattata nell'ultimo consiglio regionale, proprio quando c'era l'acqua alta, dei consiglieri regionali che scappano a gambe levate perché l'acqua dal consiglio regionale, perché l'acqua iniziava a salire, salvo il fatto che 5 minuti prima avevano votato contro una mozione che indicava invece la necessità di dire siamo contro i cambiamenti climatici. Ma speriamo che la prossima volta sia una marea di manifestanti che li fa scappare a gambe levate. Ma io credo insomma che rimanendo sulle responsabilità, è incredibile che a fronte di una lettera fatta dai pediatri, 18 pediatri, il 12 dicembre, non mi ricordo se l'anno scorso o dell'anno prima, che diceva nei nostri studi è una situazione drammatica, Comune di Venezia, no, intervieni su azioni concrete, strutturali e quant'altro. Una settimana dopo il sindaco Brugnaro liberalizzava
il poter bruciare sterpaglie, legno e quant'altro per mettere i falò dell'Epifania, che per giorni e giorni ci hanno costretto tutti quanti a respirare un'aria come quella della Cina. È incredibile questo, è incredibile che non ci sia un amministratore che si ponga il problema di monitorare la salute pubblica. Abbiamo il diritto di sapere com'è la nostra salute, come stiamo. Vogliamo un'indagine epidemiologica, magari allargando quella che è stata fatta negli anni precedenti a Mestre. 300 persone veniva fuori che si ammalavano su 5.000, allarghiamola a tutto il territorio. È incredibile che Zaia e Brugnaro, come soluzione all'inquinamento, alle acque alte, eccetera, puntino sulla pioggia, se il vento tira scirocco o altro, ma noi non abbiamo bisogno di stregoni della pioggia, noi abbiamo bisogno di amministratori che facciano azioni concrete. È incredibile, è incredibile che Zaia e Brugnaro ogni anno ripropongano, nonostante appunto quello che succede, ripropongano sempre lo stesso piano di disinquinamento dell'aria, che è assolutamente inefficace nel contrastare questi cambiamenti, perché è sempre basato sulle stesse identiche cose, no? Su il blocco del traffico, dopo 4 giorni il primo livello, dopo 10 giorni il resto, restiamo per giorni sotto attacco e non c'è un intervento forte di soldi messi sulla questione della mobilità sostenibile. I mezzi sono sempre quelli, sono antiquati, non sono ecologici, costano, abbiamo bisogno invece di andare in bus e in treno pagando poco, che siano anche comodi. Non è possibile che a Marghera dopo le 9:30 non ci sia più il tram e ci costringano a prendere appunto la macchina e inquinare. Vabbè, per concludere, insomma, no, penso, come dicevo prima, questa è anche un'assemblea che cerca di poi costruire, insomma, anche dei passaggi poi per fare le cose, perché poi una situazione, no, tutti si chiedono cosa possiamo fare. Ripartiamo da noi, ripartiamo da quelli che siamo qua dentro, ripartiamo dai ragazzi e dalle ragazze di Faider che hanno fatto un lavoro incredibile in questi giorni, altro che venerdì, tutti i giorni a sostegno della popolazione appunto veneziana, delle isole e quant'altro. Ripartiamo dai comitati che sono un punto di riferimento eccezionale e ripartiamo con questo capitale guardando avanti, perché se ci giriamo, voltiamo la testa, vediamo solo macerie e acqua alta. Buonasera a tutte e a tutti. Beh, io pensavo di fare un breve excursus sulla questione dell'inquinamento da polveri sottili e non solo, dovuto al traffico marittimo, non solo le grandi navi da crociera, qual era appunto il tema all'ordine del giorno di questa assemblea. Però mi riservo poi alcune cose che volevo dire sugli avvenimenti di questi giorni, sulla tremenda alluvione che c'è stata in Venezia insulare, nelle isole, e anche alcune proposte che ci sentiamo di fare come Comitato No Grandi Navi, alcune scadenze alle associazioni e ai veneziani di terraferma, perché credo che il problema della salvaguardia della laguna sia un tema da affrontare tutti assieme e con forza, proprio a partire dalle tragedie che stanno succedendo in questi giorni, tragedie annunciate naturalmente. Allora, mentre in terraferma in qualche modo ci sono dei livelli di controllo sul traffico stradale, dei mezzi di trasporto, dei tir, c'è l'Euro 1, l'Euro 2, l'Euro 3 e via dicendo, no? Ci sono anche le giornate di blocco del traffico, certo tutte cose che non bastano nel modo più assoluto, perché bisognerebbe fare alcuni ragionamenti precisi sulla mobilità sostenibile, sul traffico da evitare, non solo l'auto elettrica, che può andare bene, l'auto elettrica o l'ibrida, ma anche un discorso sui trasporti collettivi naturalmente.
Mentre tutto questo in qualche modo in terraferma c'è rispetto al traffico stradale, per quanto riguarda il traffico marittimo non c'è nulla, cioè non c'è nessuna normativa, non c'è nessun controllo, ognuno fa quello che vuole. L'ultima ricerca dell'ARPA sull'inquinamento da polveri sottili PM10, il progetto Apice del luglio 2013, certifica che il 18% dell'inquinamento di PM10 deriva dal traffico portuale commerciale, il 12% dal traffico passeggeri, e quindi traghetti, di Fusila per capirci, e navi da crociera, ben il 14% del traffico acque locale, e quindi vaporetti, che usano anche i vaporetti un gasolio scadentissimo, nonostante si pregino di usare il biocarburante dell'ENI, no? Per una piccola percentuale, e altre imbarcazioni, anche i mototopi, i tassisti, pubblici e privati, cioè tutti inquinano nella laguna quando ci si muove con le barche, con i mezzi di trasporto, no? Però ognuno cerca di fare lo scarico a dire solo le grandi navi, no, non solo le grandi navi, sono i vaporetti, ma no, non siamo noi, sono i tassisti, no, sono i mototopi e via dicendo. Cioè, noi crediamo che invece sia da fare un ragionamento serio contro l'inquinamento da traffico marittimo, dove non c'è nessuna normativa e nessuna sanzione nemmeno rispetto ai carburanti che vengono usati. Il totale di inquinamento da polveri sottili è del 44%, mentre il traffico stradale nel nostro comune è il 15-13% e il resto il 41%, impianti industriali, di riscaldamento e l'aeroporto. Quindi si tratta di una percentuale, cioè il 44% del traffico navale, del traffico marittimo complessivo. Mi pare che sia una percentuale assolutamente grave e assurda, tra l'altro, quando in giro per il mondo si dice ma a Venezia non ci sono le automobili, si infila aria pura. Ecco, io credo quindi che si tratti di un tema che dobbiamo assolutamente affrontare, e credo che saremo più forti se lo affrontiamo sia i veneziani di terraferma che i veneziani d'acqua, no? Perché il problema poi dell'inquinamento non ha confini, e quindi le grandi navi inquinano sì Saccafisero, Santa Marta, ma ovviamente le polveri sottili, l'anidride solforosa e quant'altro che viene sputato dai cammini delle grandi navi alla marittima arriva naturalmente anche a livello del Brennero, terraferma e via dicendo. Da anni denunciamo che non c'è una rete di monitoraggio della qualità dell'aria per quanto riguarda Venezia Insulare. C'è la centralina di Saccafisola che è assolutamente inadeguata perché è una posizione assurda dal punto di vista dei venti, no? È sotto vento, quindi non serve praticamente a nulla. Dopo proteste pesantissime da parte degli abitanti del Rio Nuovo, l'anno scorso, l'estate scorsa, hanno installato una centralina anche in Rio Nuovo e i risultati sono incredibili, cioè Canal Grande e gli interni sono più inquinati della transizione di Mestre in realtà, no? E anche i provvedimenti, le ordinanze che il sindaco ha fatto sul Rio Nuovo poco servono, perché quando casomai tu limiti il traffico del Rio Nuovo, vabbè, i taxi, i mototopi e via dicendo vanno in altri lì, l'inquinamento ovviamente si accumula da un'altra parte. Sappiamo tutti che una grande nave da crociera inquina come 14.000 automobili, i vaporetti non scherzano neanche i vaporetti. Abbiamo effettuato delle rilevazioni come Comitato Novrano in Aria, Associazione Ambiente Venezia, assieme all'associazione tedesca NAVO, ancora più rilevazioni nel corso degli anni, nel 2014, 15, 16, anche delle polveri ultra sottili, perché il PM è 2.5, addirittura non esistono neanche centraline, credo che ci sia una centralina a Portogruaro e forse Rio Nuovo, c'è anche la centralina del Rio Nuovo misura l'inquinamento da polveri ultra sottili, che sono le più pericolose. Noi da anni chiediamo che si intervenga su questa cosa qua, cioè che si intervenga anche sul traffico acqueo. Chiediamo un'efficiente rete di rilevazione degli inquinanti con delle centraline dappertutto, non una a Saccafisola e un'altra Rio Nuovo sperimentale, che le grandi navi da crociera si fermino fuori dalla laguna, che tutte le banchine portuali, vecchie e nuove, dentro e fuori dalla laguna siano elettrificate per fornire energia, perché evidentemente siccome il gasolio il fuel delle navi, dei mezzi non costa nulla, ovviamente preferiscono, anche se ci fosse l'aeroporto, preferiscono a far funzionare i motori sempre che se sono fermi per garantire l'apporto energetico per le navi. Vogliamo che anche tutti i mezzi acqui circolanti in laguna utilizzino carburanti a basso tenore di zolfo
che tutti i mezzi circolanti in laguna in città utilizzano le migliori tecnologie anti-inquinamento e che si ragioni anche in termini più complessivi, cioè Venezia è la città a rischio per quanto riguarda l'esistenza stessa rispetto ai cambiamenti climatici, ma Venezia potrebbe essere il simbolo della rinascita e di un nuovo modello di vivere, di produrre, di consumare. Cioè Venezia dal punto di vista del traffico dei mezzi potrebbe avere finanziamenti europei per sperimentare vaporetti elettrici, per sperimentare mezzi che non inquinano, cioè le tecnologie ci sono, il problema è che ovviamente non vogliono spendere soldi su questo. Ovvio che i tassisti non metteranno mai loro, no? Dovranno avere dei finanziamenti, ovvio che le imprese di trasporti, i mototopi non possono da soli, no, misurarsi con un mototopo elettrico eccetera. Ci vogliono finanziamenti europei come minimo, no? E quindi un discorso del genere potrebbe essere anche un esempio per tutte le città del globo che costiere. Finisco sta breve parte sull'inquinamento accennando alla questione della CO2, perché noi stiamo parlando di polveri sottili, ultrasottili, ossido di azoto, anidride solforosa eccetera, non parliamo di CO2. Cioè la CO2 emessa dal traffico marittimo non è neppure conteggiata nei protocolli di Kyoto, cioè sono 140 milioni di tonnellate di CO2 nell'aria, non 104 come ha detto prima Roberto, addirittura 140 milioni. C'è un articolo molto interessante sul Fatto Quotidiano del 21 ottobre del 2019 che spiega tutta questa vicenda qua. Cioè nei protocolli di Kyoto non c'è né il traffico marittimo né il traffico aeroportuale, cioè mentre a noi e a tutte le attività produttive non misurano persino le puzzette che facciamo, no, le grandi navi da crociera, le navi commerciali, i portacontainer, gli aerei, dentro al conteggio della CO2 e l'indicazione della CO2 che emettono non ci sono. E l'Europa sta ragionando su questo, ma assolutamente non dà alcuna direttiva, e se è emanata una direttiva l'anno scorso poi gli stati nazionali non l'hanno tradotto in decreti legislativi, no? Almeno sulla rendicontazione, cioè quanta CO2 emettete, e addirittura sulla tassazione sappiamo com'è, cioè non c'è nessuna tassazione sui carburanti impiegati nel trasporto marittimo e neppure nel trasporto aereo. Ecco, passo brevemente invece le proposte ovviamente sono quelle di metterci in rete, perché gli inquinanti vanno dappertutto e ovviamente tra traffico stradale o traffico aeroportuale o traffico marittimo si dovrebbe mettere insieme una rete di comitati, di associazioni che cominciano a ragionare su forme di lotta, blocchi stradali, blocchi navali, petizioni, ragionamenti per costruire anche un rapporto di forza per imporre che le emissioni vengano in qualche modo conteggiate e ci sia una politica poi da parte delle amministrazioni. Ecco, però volevo finire accennando un attimo ai ragionamenti che abbiamo cominciato a fare come Comitato No Grandi Navi e associazioni della Venezia Insulare dopo l'Acqua Granda 2.0 di martedì scorso, no? Perché effettivamente si è messo in evidenza tutto il mondo che Venezia, ma non Venezia solo, ma l'intera costa di tutto l'Adriatico è assolutamente in una fase di devastazione, di tragedia. Cioè, a Trieste c'è stata l'acqua alta, non so se avete visto, a Trieste in piazza Unità, come si chiama, l'acqua alta, cioè a Trieste c'è la Bora di solito, ma non l'acqua alta, il che vuol dire che veramente tutti i ragionamenti del Friday for Future, Papa Francesco e quant'altro, cioè voglio dire, non sono balle, no, ma ce l'aveva detto lo stesso IPCC. Quella di Venezia è una tragedia immane, cioè Venezia è una città attualmente, Venezia Insulare è allo stremo, cioè addirittura il pane non c'è solo un forno per la città, i bancomat non funzionavano, il latte non si trova, cioè adesso la vita sta riprendendo, però stanno emergendo i danni stratosferici che ci sono stati, altro che 1 miliardo, molto di più. Per non parlare delle isole di Pellestrina, di Burano, assolutamente lasciati da soli in un mare di acqua. Che ragionamenti abbiamo cercato di fare come Comitato di Grandi Navi e che proposte vogliamo fare? Cioè, a noi sembra che ci sia l'assoluta necessità di smontare questa narrazione tossica sul Mose, nel modo più assoluto. Il Mose, l'abbiamo sempre detto, è un bidone, il Mose non funzionerà mai, e anche se dovesse funzionare con una manutenzione di 100 milioni l'anno per cavar via i peocidi e le paratie, non servirà a nulla, perché rispetto ai cambiamenti climatici sarà assolutamente superata quella barriera.
perché bisognerà tenerlo chiuso tutti i giorni, perché la laguna morirà per anossia, perché il traffico portuale morirà, altro che grandi navi a Marghera. Ma dove le vogliono portare le grandi navi? Venezia ha bisogno di un ragionamento alto, di un ragionamento da mettere insieme scienziati, da mettere insieme intellettuali, ma da mettere insieme soprattutto le soggettività, i comitati, i cittadini, con il conflitto sociale, riuscire a imporre che dobbiamo finirla con questa narrazione tossica del Mose. La prima cosa che ha detto Brugnale da me, i cambiamenti climatici. Adesso lo dice dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici bisogna che assolutamente che facciamo il Mose. Questa narrazione tossica sul Mose deve finire. Il Mose non è al 93%, a parte che aveva detto il 98% prima di stare all'alluvione, non è al 95%, è al 95% di soldi che si sono fregati, perché manca il motore. Del Mose hanno potuto installare le paratie nel gennaio scorso, dopo che hanno iniziato i lavori nel maggio del 2003, ma mancano tutti gli apparati elettromeccanici. Cioè, ma il sindaco di Chiodi, da dove viene fuori che ha chiesto di alzare il paratie almeno quelle di... Ma da dove vive? Ma quali paratie? Ma se hanno fatto Cilecca persino, prima ancora di far Cilecca, che il 4 novembre dovevano alzarle per mostrare ai giornalisti che funzionano, che c'è il buon principio d'Archimede, e lì non si poteva per le vibrazioni nei tubi. Cioè, voglio dire, ma non riusciranno mai a finire. Talmente sono le criticità che sappiamo tutti, le cerniere, le incrostazioni, la risonanza delle paratie, perché è stato dimostrato da Principia che in certe condizioni meteo marine di onde alte 2,5 metri, con una frequenza di 8 secondi, le paratie cominciano a dare risonanza, a sfarfallare, e quindi ovviamente l'effetto diga non c'è più. Ora io non so, ci saranno anche meteorologi e scienziati che studieranno cosa è successo martedì, perché martedì è successa una cosa che non era successa neppure il 4 novembre del 66. Ci siamo salvati perché non c'era dai fiumi, no? Dal bacino scolante non c'erano piedi dei fiumi, probabilmente arriveranno adesso che la neve si scioglie, no? Perché è dedicato un casino di montagna, la temperatura comunque è alta. Però rispetto al 66 c'è stato un fenomeno rispetto ai venti che nessuno ha capito, 100 km e passa di Bora contemporaneamente con lo scirocco che viene dall'altra parte. Probabilmente i meteorologi studieranno sta cosa, e è chiaro che quelle condizioni, se il Mose era su, io non so, altro che sfarfallamenti, non so che cazzo andrà a finire la paratia staccata a Burano. Cioè, per cui io voglio dire, dobbiamo liberarci da questa narrazione tossica sul Mose. Basta con il Mose, che nominano un'autority indipendente di scienziati, di tecnici a livello mondiale, come avevamo chiesto quando c'era stato lo scandalo nel 2014 e nessuno ci ha badato, che indipendente, fuori dai soliti circuiti, il Corila e questo, la Spritz, che addirittura lei ha lavorato col Consorzio Venezia Nuova, è stata pagata al Consorzio Venezia Nuova per dei progetti, che nominano autorità indipendenti, parte terze, che analizzino la situazione del Mose, a che livello è, perché non c'è neanche un progetto esecutivo del Mose. Cioè voglio dire, non c'è neanche, mancano gli impianti, le robe, le centrali termoelettriche, una ogni per bocca di porto, per metterlo in funzione con un consumo di energia stratosferico. Sì, concludo subito. Quindi noi abbiamo proposto per il 23, sabato 23 prossimo, a San Leonardo, di fare una grande assemblea. Abbiamo invitato come comitato grandinari, che sta dentro tutto, però è aperta a tutte le associazioni, anche della Venezia, della Gronda Lagunare di Terraferma, perché noi crediamo che sia da ragionare su come salvaguardare la città e la laguna, la città di terra e la città di acqua, perché vogliamo una qualità della vita diversa, vogliamo che sia salvaguardata l'acqua, che sia salvaguardata la terra, che sia salvaguardata l'aria di questo territorio che noi abitiamo, e quindi proponiamo una grande assemblea dove vengano articolati obiettivi e proposte per una grande manifestazione il 30 di novembre che sia contro i cambiamenti climatici, contro il Mose e contro il sindaco Brugnaro, che ha fatto Stefano, e posso già dirti che sia l'assemblea che la manifestazione, come cortei di movimento, siamo ben contenti di partecipare e di costruirle insieme, perché i punti che hai toccato sono gli stessi punti che da un anno e più stiamo affrontando. Io colgo l'occasione di passare la parola
a Sebastiano Bergamaschi di Friday for Future, che credo in questi giorni sia stata una delle esperienze più interessanti in città, non solo per il discorso che è riuscito a portare avanti, è riuscito a discutere, a dibattere con tanti nostri concittadini in un momento estremamente difficile, ma perché poi è riuscito a tradurre anche nelle forme concrete quello che è un discorso e quello che è una pratica. E inoltre anche perché poi, insieme a queste altre mobilitazioni, il 29 di novembre sarà il quarto, mi sembra, sciopero climatico mondiale, per cui ti passo la parola. Ringrazio Michele, tutti quelli del movimento e le associazioni che compongono l'assemblea di oggi per l'invito. Ci tenevo molto e ci tenevamo molto a partecipare proprio perché pensiamo che sia fondamentale riuscire a collegare tutti quelli che sono i momenti di discussione cittadina e a una tematica che a volte sembra, e soprattutto nella relazione che abbiamo vissuto fino ad oggi, sembrava estremamente distante, come quella del cambiamento climatico, della crisi climatica, ma che abbiamo visto così tanto distante non essere. Scusate, la prendo un po' alla larga, volevo fare una piccola parentesi su cos'è Fridays for Future, perché penso che forse tra i più giovani che sono qua, e vedo anche tante delle persone che frequentano le assemblee di Fridays esserci oggi, per cui sono molto contento anche di questo, ma forse non tutti hanno presente di cosa stiamo parlando. Fridays for Future è un movimento che a livello globale pone una questione fondamentale. I giovani si sono ritrovati a leggere lo studio dell'IPCC, un gruppo di scienziati che hanno fatto delle previsioni rispetto ai cambiamenti climatici nei prossimi anni e a quello che dovremo fare in questi anni per evitare che tutto vada a rotoli, e ci si è resi conto che abbiamo 15 anni, 10 ormai, per far sì che le cose non cambino in maniera radicale, drastica e soprattutto irreversibile. Quello che sta venendo minacciato è il futuro il nostro futuro, dei nostri figli, che siamo i vostri probabilmente, e quello dei figli e nipoti. E per questo, consapevoli di essere tra le prime generazioni che subiranno i cambiamenti climatici nel mondo e siamo allo stesso tempo le ultime generazioni che possono fare qualcosa per fermarli. E per questo nel mondo c'è stata una risposta altissima a quella chiamata iniziata da Greta Thunberg, che tutti conosciamo, rispetto all'attenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai cambiamenti climatici. Fridays for Future rimane un movimento globale e allo stesso tempo ha la forza di essere un movimento locale, perché è estremamente ramificato, si parla di migliaia e migliaia di città nel mondo con giovani che si attivano con assemblee settimanali e con lo strumento attraverso il quale Fridays for Future negli anni, in questo anno di esperienza, sta dimostrando la sua forza, ossia, appunto, come diceva Michele, le date degli scioperi climatici globali, quindi date scelte a livello internazionale tra tutte le realtà di Fridays for Future, attraverso i quali dimostrare che le persone che hanno a cuore la vita su questo pianeta e il pianeta stesso sono tante e hanno intenzione di far sì che le cose cambino prima che sia troppo tardi. L'ultimo sciopero globale, che è stato il 27 settembre, ha visto scendere in piazza 7 milioni di persone in tutto il mondo, moltissimi e moltissime tra i giovani, e questo sicuramente non è un dato indifferente, 1 milione di persone solo in Italia. Il discorso che Fridays for Future fa è estremamente legato a tutto quello che stiamo dicendo fino adesso, e siamo felici di aver fino adesso portato avanti un percorso che si affianca anche al Comitato Non Cambi Navi, perché inevitabilmente quando si parla di Mose, quando si parla di grandi navi, quando si parla di cambiamento climatico, viene in mente una frase che è assolutamente antipatica, ma che quando vedevamo quei video con l'amarezza in bocca, i video di martedì sera, con l'amarezza in bocca non riuscivamo a non pensare: ve l'avevamo detto, e questo è quello che è successo. Abbiamo visto come per la prima volta in Italia e in Europa i cambiamenti climatici si sono abbattuti sulla nostra città e
su quello che è il mondo occidentale, il sud globale soffre i cambiamenti climatici già da decenni. Per questo, tutti questi motivi pensiamo che sia fondamentale sia dei momenti di discussione come quello di oggi che l'allargamento di un discorso. Sappiamo che c'è un danno alla nostra salute e alla salute di tutti e tutte causato dalle polveri sottili, e estremamente legata a questa è la questione dell'inquinamento dell'aria e del continuo peggioramento della qualità dell'aria, inevitabilmente appunto collegato a tutte quelle che sono le cause più grandi, da appunto le polveri sottili che partono e a creare un problema a livello locale, fino a tutti quei gas inquinanti che vanno a creare dei danni a livello globale. E tutto ciò non è possibile che venga scisso o che si divida in discorsi diversi. È fondamentale riuscire a continuare a mantenere collegate le due cose, per arricchire i percorsi locali e per far sì che il percorso globale di Fridays e di chi lotta contro il cambiamento climatico abbia poi una ricaduta reale nei vari territori. In questi giorni ci siamo attivati da sempre. Pensiamo che attivarsi sia fondamentale, ragioniamo, pensiamo, ci confrontiamo tutte le settimane, ma non riusciamo di fronte all'emergenza climatica globale che viviamo a rimanere fermi nelle nostre case o dove ci troviamo per parlare senza attivarci e mobilitarci. Per questo lo facciamo tutti i venerdì con delle iniziative e durante gli scioperi globali. Allo stesso tempo, come ci muoviamo ogni giorno di fronte all'emergenza climatica, non siamo riusciti a stare immobili di fronte a quella che invece è l'emergenza che si è dimostrata in questi giorni. Dal giorno dopo, da mercoledì, ci siamo organizzati e mobilitati per prima cosa per dire e lanciare un messaggio di speranza che è fondamentale dare in queste situazioni. In italiano quello che abbiamo scritto e detto si tradurrebbe con: la marea si sta alzando, ma allo stesso tempo ci stiamo rialzando anche noi. Ed è quello che abbiamo espresso subito al giorno dopo e ci tenevamo a far girare il più possibile per far rendere conto che Venezia ha intenzione di rialzarsi e speriamo, come tutte le altre città in Italia colpite dal cambiamento climatico. Dal giorno dopo però allo stesso tempo ci siamo organizzati e ci siamo dati disponibili per organizzare tutti i volontari che si sono riversati tra le calli di Venezia in questi giorni, centinaia e centinaia di giovani che hanno attraversato le calli e quasi porta a porta hanno chiesto se ci fosse bisogno di una mano, se ci fosse qualcosa da fare, e le situazioni di disagio che abbiamo incontrato sono state veramente tante. Grazie al fatto che Fridays for Future è molto seguito, siamo riusciti a far sì che lanciando dei momenti di ritrovo dai quali poi siamo riusciti a organizzarci, abbiamo coperto moltissime zone di Venezia e le abbiamo aiutate a risolvere quei problemi che inevitabilmente sono stati poco affrontati, sia per l'emergenzialità che per una negligenza che non potuto osservare in questi giorni da parte delle amministrazioni. Vorrei solo ricordare anche scusate se mi sto allungando, ma la bellezza della giornata di ieri. Ieri siamo stati, dopo diversi giorni a Venezia, siamo stati a Pellestrina, un'altra di quelle zone che è stata estremamente colpita. Spesso a livello nazionale si è parlato di Venezia in quanto, certo, città simbolo e da sempre lo diciamo, termometro dei cambiamenti climatici, ma allo stesso tempo utilizzata e strumentalizzata come simbolo da tutti quei politici che hanno fatto passerelle elettorali in questi giorni, nonostante negassero il cambiamento climatico fino all'altro ieri, nonostante fino all'altro ieri non ponessero la questione climatica come un qualcosa di fondamentale. Hanno fatto queste passeggiate mentre c'era gente che si tirava sulle mani, e allo stesso modo ha fatto anche il sindaco e l'amministrazione, mentre c'erano i giovani che si stavano tirando sulle maniche, spaccando la schiena per risolvere i problemi che la città aveva in questo momento, in questa emergenza. Gli assessori e il sindaco giravano a farsi selfie con chi si stava veramente adoperando per dare grandi pacche sulle spalle e allo stesso tempo continuare il loro giro di passerella elettorale. Come sanno bene, manca poco alle prossime elezioni. Noi non siamo riusciti a sopportare tutto questo.
di fronte a una crisi come quella successa non possiamo non chiederci quali siano le cause, e come già facevano gli interventi prima del mio, le cause sono molto evidenti. Rilanciamo quindi sicuramente la mobilitazione del quarto sciopero globale, quella del 29 novembre, come momento fondamentale per tutta la città e tutti gli studenti che scenderanno in piazza, e speriamo siano ancora tanti e tante quelle che si rendono conto dell'emergenzialità che stiamo vivendo. Sicuramente parteciperemo e ovviamente siamo anche questa volta a fianco al Comitato No Grandi Navi nella convocazione di questa mobilitazione e l'assemblea del 23, e appunto rilanciamo questa doppia data, il 29 come grande giornata per il pianeta e il 30 come grande giornata per la città. Ringraziamo appunto ancora, e ci tengo solo a dire questo: non è scontato che si parli di cambiamento climatico in un'assemblea locale cittadina come può essere questa, ma è assolutamente fondamentale che venga fatto. Se tutti e tutte, in tutte le città, in tutti questi ambienti locali in cui è fondamentale farlo, parleremo e affronteremo la questione del cambiamento climatico, assieme riusciremo a cambiare prima che il tempo finisca. La situazione sanitaria e i rischi che sta vivendo tutti i giorni. Buonasera a tutti, io sono particolarmente felice di essere qua perché sono di fronte a una sala strapiena. Io ho fatto parecchie di queste serate in cui sono stato invitato a presentare questi dati sull'inquinamento e gli effetti sulla salute. Confesso che di solito il pubblico varia tra le 10 e le 12 persone al massimo, quindi vedere stasera una sala che ha più di 100 persone veramente mi fa molto piacere e mi sorprende. Un piccolo inciso, volevo chiedere al ragazzo di Friday for Future, tu di dove sei? Qua, di Mestre. Di Mestre. I tuoi amici di dove? I tuoi compagni che ti hanno aiutato? Mestre, Venezia, ma in questi giorni è arrivata gente da tutto il Veneto e addirittura qualcuno dal resto dell'Italia. No, pensavo a Venezia che si vuole dividere da Mestre. Ci riflettevo sopra. Ecco, allora cominciamo. Scusatemi, io ho il compito di solito più ingrato, che è quello di parlare delle malattie, dei danni. Di solito sono argomenti un po' noiosi, oltre che essere tristi. Cercherò di non essere noioso e cercherò di non annoiarvi, quindi, e soprattutto cercherò di dirvi delle cose interessanti e di rendere la cosa un po' vivace. Cominciamo subito con l'allegria. Mortalità, secondo vari sono già stati dati, si sente sì, sono già stati dati anche dagli altri relatori sulla mortalità. Ecco, io vi presento questo, che nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che circa 4.200.000 persone sono morte prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico. Quindi l'inquinamento atmosferico praticamente equivale a una guerra mondiale, sono 4 milioni di persone all'anno, sono delle cifre, una cifra assolutamente agghiacciante, spaventosa. Ecco, adesso io vi elenco i principali inquinanti dell'aria che respiriamo. Sono questi PMX, sono le famose polveri sottili, poi c'è il biossido di zolfo, l'anidride solforosa, quella che viene emessa pizza di computer, l'ossido di carbonio, e poi gli ossidi di azoto, il biossido di azoto, il benzene, che è prodotto nelle automobili soprattutto. Gli IPA è una sigla per idrocarburi policiclici aromatici, che sono prodotti dalla combustione, e l'ozono, che si forma durante i mesi estivi soprattutto. Quindi noi abbiamo un inquinamento d'inverno dovuto alle macchine, al riscaldamento, eccetera, e d'estate abbiamo poi l'inquinamento dell'ozono, oltre alla componente delle grandi navi che
caratterizza proprio l'inquinamento della zona di Venezia, dove l'inquinamento delle grandi navi d'estate diventa veramente prevalente, proprio per l'afflusso delle navi di crociera. Le sorgenti delle polveri sottili ci sono sorgenti naturali, ci sono sempre state, l'erosione del suolo, gli incendi dei boschi, le eruzioni vulcaniche, le dispersioni dei pollini, queste ci sono sempre state e sempre ci saranno, e poi c'è l'attività dell'uomo, quella che ha un po' cambiato le cose negli ultimi tempi, negli ultimi 2 secoli, processi di combustione dovuti agli impianti di riscaldamento, ai motori a scoppio, alle attività industriali, agli inceneritori, le centrali termoelettriche, quella a carbone, all'aria, per esempio qui, l'usura poi dei pneumatici, dei freni e dell'asfalto. Cosa fanno queste polveri sottili? Intanto si dividono in varie frazioni. A seconda della grossezza di queste polveri si depositano in diversi settori del nostro apparato respiratorio. Oltre i 7 micron si fermano a livello della cavità orale, della bocca e del naso, fino a 7 micron arrivano alla laringe, fino a 4,7 micron arrivano alla trachea e ai bronchi principali, e fino a 3,3 micron arrivano ai bronchi secondari, fino ai 2,1 micron ai bronchi terminali e a 1,1 micron addirittura agli alveoli polmonari. Effetti sulla salute, principalmente asma, malattie cardiopolmonari, diminuzione della funzionalità polmonare. Uno studio dell'OMS effettuato in 8 città del mondo nel 2000 ha stimato che le polveri sottili siano responsabili dello 0,5% dei decessi registrati nell'anno, che non è assolutamente poco. Diossido di zolfo, anidride solforosa, sorgenti principali attività vulcanica, i vulcani producono diossido di zolfo, e poi le attività umane, principalmente i combustibili fossili e liquidi come il carbone, il petrolio e il gasolio. 150 milioni di tonnellate all'anno. In Italia il diossido di zolfo è dovuto per il 5% al riscaldamento domestico, 40% ai processi industriali, 50% alla produzione di energia elettrica e 5% ad altre fonti. Effetti sulla salute? Data l'alta solubilità in acqua è facilmente assorbito dalle mucose nasali del tratto respiratorio superiore, quindi danno bronchite, asma, tracheite, irritazioni cutanee, oculari e delle mucose. Hanno un effetto sinergico con le polveri sospese che possono fungere da veicolo per le zone più profonde dell'alveo respiratorio. Diossido di azoto è un gas tossico di colore giallo-rosso e conferisce il caratteristico colore giallognolo alle foschie che ricoprono le nostre città. Se voi andate al Parco di San Giuliano, salite sulla collinetta del Parco di San Giuliano nelle belle giornate, non quando è appena piovuto americano, ma 2 o 3 giorni dopo ed è bel tempo, voi vedete una cappa gialla su tutta la pianura, e sopra si vede l'azzurro, e se si vedono le montagne. Ma noi respiriamo quella cappa gialla. Fonti principali di diossido di azoto, anche qui ci sono le fonti naturali, sempre, composizioni organiche, anaerobie, quindi senza ossigeno, che riducono i nitrati e i nitriti, e le fonti antropogeniche, quelle dell'uomo, cioè combustione ad alte temperature, i motori degli autoveicoli. I motori diesel, mi dispiace per i proprietari di diesel, emettono più ossidi di azoto e particolati. I motori a benzina invece emettono più ossido di carbonio e idrocarburi. Effetti sulla salute: gas irritante per le mucose, contribuiscono a insorgere di alterazioni della funzionalità polmonare, asma, bronchiti croniche e enfisema. Benzene, fonti principali: fumo di tabacco, gas esausti di veicoli a motore, emissioni industriali. Effetti sulla salute: a breve termine sonnolenza, vertigini, perdita di coscienza, a lungo termine leucemia. IFA, idrocarburi policiclici aromatici. Ne esistono più di 100. I maggiori responsabili di danni alla salute sono, questi sono un po' difficili, aftalene, di benzoacantracene e benzoapirene. Fonti di idrocarburi: eruzioni vulcaniche, incendi boschivi, utilizzo di carburanti, metodi di cucina, cottura alla brace e affumicatura, attenzione, riscaldamento domestico a legna o carbone. Quindi qui sono implicate le stufe. E infatti, per esempio, la Val Belluna, che dovrebbe essere un posto per
ovviamente più salo per il fenomeno della pianura, purtroppo ha un tasso di idrocarburi policiclici aromatici estremamente elevato per l'abitudine dei montanari di scaldarsi con la legna. Quindi, ahimè, insomma, questo è il risvolto molto simpatico. Questo riguarda anche le stufe a pellet che si sono molto diffuse, infatti adesso ci sono le stufe a pellet di quarta generazione che dovrebbero un po' diminuire questa fonte di inquinamento. Insomma, questo è un discorso a parte, naturalmente da approfondire. Poi c'è l'industria sempre, raffinerie, industrie chimiche e produzione di materie plastiche. E poi c'è quello che c'è d'estate, soprattutto l'ozono, che è un gas tossico di colore bluastro costituito da un molecolo di 3 atomi di ossigeno, è presente per più del 90% nella stratosfera, dove ci protegge dalle radiazioni UV, la famosa cappa di ozono che si era ridotta, adesso si sta riformando. Nella troposfera, la sorgente, la troposfera che è la nostra, quella che respiriamo noi, la fonte principale di biossido di azoto, che in presenza della luce solare dà origine alla formazione di ozono, cioè l'ozono si forma per il biossido di azoto che noi emettiamo con i nostri veicoli e con altri soggetti. L'ozono viene prodotto anche dall'ossidazione degli idrocarburi presenti nell'aria. Effetti sulla salute, irritazione della gola, irritazione dell'alveo respiratorio, aggiornamento dei sintomi asmatici. Ecco, per quanto riguarda i sintomi cardiopolmonari vi sottolineo l'effetto sul cuore, cioè pare che soprattutto le polveri abbiano un effetto neurale proprio sui centri che determinano la contrattilità cardiaca, che quindi siano responsabili di una certa percentuale delle aritmie cardiache. Poi sapete che le aritmie cardiache probabilmente si collegano molto spesso all'ictus, che è una patologia delle persone anziane molto diffusa e molto invalidante. E poi altro effetto cardiopolmonare legato all'inquinamento è quello dell'infarto, che è un'esperienza abbastanza diffusa purtroppo oltre una certa età. Ecco, adesso una digressione un po' sull'inquinamento da PM2,5, cioè le polveri più piccole, più sottili, le più pericolose. Perché? Perché queste qui arrivano in fondo all'alveo respiratorio e poi attraverso i capillari passano nel sangue e quindi vanno a finire nell'apparato circolatorio e lì possono determinare quei disturbi di cui parlavamo prima, cioè infarto e aritmia e di conseguenza ictus. Le responsabili del 38%, questi sono dati vengono presi da Data Room di Milena Gabanelli, molto conosciuta. Il riscaldamento è responsabile del 38% delle polveri sottili. E qua c'è una novità, secondo me, ecco, non se ne parla mai, e invece è molto importante questa componente, gli allevamenti intensivi, che sono responsabili del 15,1% del PM2,5, più dell'industria che si colloca all'11,1% e dei veicoli che sono al 9%. E questo perché dopo lo vediamo, è molto interessante. Questo è dovuto alla formazione del particolato secondario. Cos'è il particolato secondario? Noi abbiamo due tipi di particolato. Abbiamo il particolato primario, che è quello dovuto alle emissioni dirette, cioè quello che è prodotto dal motore a scoppio, dalla centrale fusina, quello che è dovuto alle stufe, eccetera. Poi il particolato secondario invece è qualcosa che si forma in atmosfera a partire da ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca e composti organici volatili. Cioè c'è un particolato che si forma in aria, nell'atmosfera, e che va ad aggiungersi al particolato primario. Sempre dati presi da Dataroom, che tempi, sto annoiando, cerco di essere veloce. I principali responsabili di emissioni di ammoniaca nell'aria sono gli allevamenti intensivi, il 76,7% a livello nazionale del 2015. Quindi abbiamo visto che l'ammoniaca contribuisce grandemente alla formazione di particolato secondario e quindi ha una grossa influenza nella formazione dei PM10. In Lombardia il PM10 secondario costituisce il 55% del PM10 totale, quindi quello che si forma in atmosfera per reazioni ad alte quote è maggiore di quello che viene prodotto dalle fonti inquinanti.
Queste sono le percentuali del primario, vedete che il riscaldamento farebbe la parte del leone, gli allevamenti sarebbero solo l'1,7%, invece se andiamo a vedere il secondario, abbiamo un riscaldamento che cala al 38%, gli allevamenti vanno a finire al 15,1%. Questa è la situazione in cui viviamo. Questa è una foto da satellite, credo riguardi, non tanto in particolare del biossido d'azoto, ma vanno a braccetto, quindi ecco, noi viviamo qua, viviamo nella pianura padana. Vedete che non se la passano bene neanche l'Olanda, il Belgio, insomma, il nord della Germania, però noi siamo proprio un esempio eclatante, insomma, una situazione molto grave, molto seria. In questa situazione chi è più a rischio? Questo riguarda, sono più a rischio i bambini. Posso dire qualcosa sui bambini? No, sono adesso un po' pesante. Hanno caratteristiche biologiche, è dovuto alle caratteristiche biologiche dei loro stadi di sviluppo. Tempo di esposizione più lungo, accumulo a lungo termine delle sostanze tossiche che si trasmettono di generazione in generazione. Cioè i bambini, già prima del concepimento, le radiazioni ionizzanti agli organi riproduttivi dei genitori e l'accumulo di sostanze tossiche nel corpo della madre possono influire sul loro sviluppo. Un altro periodo critico è quello dello sviluppo fetale. C'è una particolare suscettibilità dovuta alla rapida crescita cellulare e alla differenziazione dei tessuti. Il periodo neonatale è altrettanto critico perché c'è una crescita molto rapida degli organi e dei tessuti, un'alta permeabilità del tratto gastrointestinale e del derma. Lo strato del derma è lo strato più profondo della pelle, lo strato corneo, quello più superficiale, è più sottile e c'è un maggior rapporto tra la superficie corporea e il peso. C'è un'immaturità del sistema escretore renale, quindi è più difficile eliminare le sostanze per i neonati. E i neonati assorbono circa il 50% del piombo presente nel cibo, gli adulti invece ne assorbono solo il 10%. Un altro periodo critico sono i primi 3 anni di vita. Perché? Perché il metabolismo è più veloce, i bambini necessitano di maggiori quantità di acqua, aria e cibo per unità di peso. E un bambino di 1 anno di età scambia un volume di gas respiratorio doppio, necessita per ogni chilo di peso corporeo di una quantità 5 volte maggiore di liquidi e 6 volte maggiore di cibo. In più c'è il comportamento dei bambini che fa sì che siano più a rischio di assumere inquinanti. Portano tutto alla bocca, hanno una statura più bassa e quindi li espone, sono più vicini ai tubi di scappamento, diciamo. Aumenta l'esposizione per via inalatoria e digestiva alle sostanze tossiche presenti nella polvere più concentrate in prossimità del suolo. Il fegato e i reni maturi determinano una maggiore difficoltà a eliminare i tossici esogeni esterni. La suscettibilità dei bambini ai pesticidi è più alta che negli adulti. Andiamo sul pratico. Cosa possiamo fare noi? Allora, primo, usare di più la bicicletta e i mezzi pubblici. 2. Utilizzare autoveicoli elettrici, ibridi, a gas metano o CPL. Tenere basso il livello del riscaldamento in casa e indossare indumenti più pesanti. Spegnere il riscaldamento durante i periodi di assenza. Sono tutte cose banali, ma se le fanno tutti, questo influisce grandemente sull'inquinamento, più di tante misure molto più eclatanti. Evitare l'uso di camini aperti, stufe ed altre apparecchiature a biomasse legnose quando in casa ci siano altre fonti di riscaldamento. Se possibile condividere l'auto con più persone, limitare la velocità di marcia, andare piano, non correre troppo forte e non sostare con il motore acceso. E mangiare meno carne. Mangiare meno carne per il discorso di prima, perché gli allevamenti intensivi sono molto inquinanti, sono un grosso contributo alla formazione di polveri. Se non riuscite a dividere a mangiare meno carne, vi consiglio la lettura di questo libro di Jonathan Safran Foer, Se niente importa perché mangiamo gli animali, dove descrive qual è la situazione degli animali negli allevamenti intensivi, e io dopo averlo letto francamente ho cambiato abbastanza il mio atteggiamento verso l'alimentazione carne. Ecco, ho inciso la notizia
A livello di strutture di politica agricola, per esempio, l'Unione Europea non è molto sensibile su questo aspetto, e vi sento così, questa è una notizia, per il periodo 2014-2020 ha stanziato 205 milioni di euro all'anno per migliorare le condizioni degli allevamenti, a fronte di 40 miliardi stanziati per i sussidi di aria. Ecco qua, cosa può fare chi ci governa? Ecco, è stato fatto, visto che l'inquinamento della pianura è dovuto di tutta la pianura padana, i provvedimenti puntiformi, se è stato detto varie volte prima, insomma, sono di scarsissima efficacia, cioè a livello di Venezia, a livello di Padova, eccetera. Portare le macchine non serve a niente, insomma, serve solo a fare inferocire la gente senza avere pochissimi risultati. Bisogna che ci sia una politica di bacino, e effettivamente le autorità, il Ministero e le regioni hanno fatto un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, e l'hanno firmato, è stato emanato il 19 dicembre del 2013. La Regione Veneto ha fatto questa cosa qui, che si chiama Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. Io me lo sono guardato tutto, è un libro di 300 pagine, e devo dire che sono rimasto piacevolmente impressionato, perché veramente è un documento redatto con grande precisione, con grande approfondimento, e le misure che sono elencate, e che io ho fatto questo screenshot, credo non si vede niente, insomma, le azioni che sono state programmate in base a questo programma sono molto interessanti. Il problema è metterle in pratica, ecco. Quindi il grosso problema è politico. Chi può risolvere questa situazione? Siamo noi, e siamo noi assieme alle autorità, cioè ai rappresentanti politici eletti. Penso che riunioni come quelle di questa sera siano estremamente importanti, dovrebbero essere tantissime, bisogna che la gente si mobiliti, che assuma dei comportamenti individualmente corretti, e bisogna anche che premi chi mette in atto delle politiche efficaci. Non ho ancora finito un secondo. Questa che cos'è? Questa è la rete della SFMR, cioè la metropolitana di superficie regionale, che era stata progettata, se vedete, copriva praticamente tutta la regione. Sarebbe stata una misura di grande forza che avrebbe ridotto fortemente l'inquinamento, altro che blocco della domenica o blocco delle macchine per l'inquinamento. Questa sarebbe stata un'azione efficace. La Regione Veneto nel 2018 ha stabilito che non verrà più fatto, perché costa troppo, si fanno delle cose che costano forse ancora di più. Un po' di pubblicità personale: questo è un libro che vi consiglio se volete comprarlo, sarei contento. Ecco, questo è fatto dalla mia associazione, che si chiama Associazione Culturale Pediatri. Abbiamo fatto un libro sull'inquinamento e la salute dei bambini. È ricco di consigli pratici su come difendere i bambini dall'azione degli inquinanti e tutte quelle cose che si possono fare per rimediare a una situazione che sembra irrimediabile. Un po' un cielo pulito, e vi ringrazio per l'attenzione. Come diceva Paolo, no? C'è una grande ricchezza questa sera, dal numero siamo in 150, splendido. È una ricchezza anche nel numero di interventi. Per fortuna ce ne sono tanti, ce n'è ancora una decina, però purtroppo anche la sala ha un certo orario, per cui vi chiediamo, insomma, di tenervi veramente su quei pochi minuti, perché altrimenti sforiamo. Allora, sì, noi adesso il prossimo intervento programmato è quello del Comitato Zelerino dintorni, però volevo chiedere il Comitato Zelerino e dintorni, però volevo anche chiedere, visto che negli interventi che ci sono stati si è mossa anche una critica a chi è in mano il governo di questa città, che sia da questo punto, dai punti di vista che stiamo trattando, cioè degli interventi che sono blandi se non inefficaci, dal punto di vista della visione della città e dello sviluppo e dei progetti che si stanno inanellando un momento o l'altro, è per noi al centro di numerose critiche che abbiamo sollevato non solo questa sera, ma anche nelle altre iniziative che abbiamo fatto in questi mesi.
Per cui chiederei invece a chi invece ha risposto all'appello che abbiamo fatto questa sera di confronto rispetto anche a quelle che sono le istituzioni di prossimità in questa città, e cioè le municipalità. Qui questa sera hanno risposto al nostro appello il Presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettini, il Presidente della Municipalità di Venezia Gian Andrea Martini. Vorrei chiedergli anche se vogliono intervenire, fare un saluto, insomma, portare anche, come dire, un contributo a questa serata. Di essere velocissimo perché sono interventi interessanti. Allora è importantissima la mobilitazione, sul tema dello smog. A Venezia abbiamo tappezzato i canali con lenzuola con la scritta hashtag basta smog, quindi cerchiamo di lavorare tutti insieme, cerchiamo di tenere alto il livello, e in questo modo faremo sì che anche molti di più riescano a cogliere questo suggerimento. Ci sarà qualcun altro che parlerà in modo particolare delle carenze della nostra amministrazione a breve. Vi dico solo questo, cioè il fatto che per esempio sia stato nominato, visto che parlavamo prima di Acqualta, a commissario alle emergenze il nostro sindaco. Solo questo ci può far pensare che forse le cose non stanno andando nel verso giusto. Come dicevo prima, magari chiedo anche all'altro presidente di municipalità, Gianfranco Bettini, qui presente, appunto, magari di portarci il suo contributo a questa serata. Grazie dell'invito. Io sono qua mentre è in corso il Consiglio di Municipalità, ma abbiamo deciso che il Presidente partecipi a questa, e oltre a portare l'adesione, il saluto, vogliamo portare l'impegno ad andare avanti su una strada che ci ha già visti incrociare i nostri percorsi. La cosa importante da capire, secondo noi, ci siamo sforzati di capirla anche noi, è quella che ha detto Sebastiano prima: oggi ogni impegno di natura locale è contemporaneamente di natura globale. Ogni volta che ci occupiamo di cose grandi, in realtà ci occupiamo di cose che ci investono ormai nella quotidianità. Viviamo in una città che, abbiamo sentito tutti i contributi portati qua, è un groviglio di problematiche, no? Un groviglio tale da renderla simbolica anche ormai. Un terreno a cui guarda il mondo non solo per capire cosa succede a Venezia, ma attraverso Venezia cosa succede nel mondo, cosa sarà del mondo si vede guardando cosa sta accadendo a Venezia, di Venezia. Questa consapevolezza nuova che cresce sempre più, bisogna trasformarla in azioni concrete. Ne abbiamo bisogno come città, come comunità, lo vediamo drammaticamente in questi giorni, ma questa assemblea era convocata già da prima che succedesse la nuova Acquagranda, no? Perché c'erano già sufficienti ragioni per convocarla e per continuare il lavoro di questi mesi, di questi anni. Alcune cose che ci occupano, no? Chiamano in causa esattamente tutte queste questioni e chiamano anche in causa le responsabilità della politica, delle istituzioni, come abbiamo sentito. Fra i primi provvedimenti che ha preso questa amministrazione c'è stata la cancellazione del Parco della Laguna, appena istituito, cioè un tentativo di regolamentare complessivamente l'ecosistema, trasformando le problematiche della città e dell'ecosistema in un modo di organizzare la vita, che è esattamente quello che ci chiede la crisi ambientale attuale, la crisi climatica attuale. Un'altra fra le primissime decisioni prese è stata la cancellazione delle ZTL, non la modifica per far meglio, cioè la cancellazione. È l'unico caso in Europa di una città che vergognosamente torna non indietro, torna all'età della pietra, cioè all'età
dell'automobile sui propri passi. Sono due provvedimenti simbolici, ma ad alta conseguenzialità, molto concreti. Glieli dobbiamo far rimangiare, semplicemente. Questa è la motivazione per cui bisogna muoversi, perché le cose che hanno a che fare con questa quotidianità incrociano la dimensione globale di cui abbiamo dovuto parlare, tutti hanno dovuto parlare in questi giorni. Altre cose che mettevano, prima forse Roberto diceva non crediamo agli stregoni della pioggia, del vento, non crediamo neanche alla bacchetta magica, sappiamo benissimo che cambiare le cose implica entrare in un percorso. Più esattamente significa entrare in un percorso di transizione ecologica. Questa cosa di cui gli atti di revoca del parco, delle ZTL, della mobilità sostenibile dell'amministrazione rappresentano dei passi indietro, no? Ci servono anche per le cose, ne parlava in particolare Roberto, ma insomma stanno nei pensieri di tutti, che riguardano per esempio la vicenda di Porto Marghera, che ci riguardano nel caso nostro direttamente, no? Noi veniamo da anni in cui si è chiusa una centrale dell'Enel, la più inquinante di tutti, la Volpi, la vecchia, quella storica. Si è chiuso l'inceneritore dei rifiuti. Ci troviamo in una prospettiva adesso in cui rischiamo di tornare indietro anche su questa strada, che stava trasformando un percorso di transizione ecologica, cioè un percorso, in un cammino di metamorfosi, cioè di cambiamento di stato. Perché guardate, la transizione ecologica a volte è come lo sviluppo sostenibile, cioè un bluff, chiacchiere, per dire andiamo avanti, non arriviamo mai da nessuna parte, cioè non si fa nulla. Mentre la metamorfosi è un'altra cosa, è un cambiamento di stato. Cioè una cosa che prima inquinava va chiusa, una cosa che prima inquinava viene cambiata, una cosa che prima inquinava non si fa più. Un comportamento, degli stili di vita che prima erano nocivi, mutano. La città muta pelle, dal luogo delle massime contraddizioni del Novecento, Porto Marghera può diventare quello che prima qualcuno di voi ha detto. Dal luogo della massima fragilità può diventare Venezia il simbolo di una nuova capacità di cambiare. Badate, non di resilienza, anche resilienza è una parola sputtanata. Tanto sei resiliente, posso appiopparti qualunque cosa, no. Dobbiamo diventare il luogo del cambiamento, è diverso. Certo, quando ci attaccano dobbiamo resistere e essere resilienti, appunto. Ma non c'è più tempo, lo diceva prima ancora Sebastiano, non c'è più tempo. Il tempo ci implica cambiare, produrre mutamenti. Su questo dobbiamo unire le forze di tutta la città, come diceva Paolo Regini prima, ma di tutte le componenti della città. I giovani hanno dato la sveglia, certo, ma guardate qua abbiamo bisogno di tutti, anche dei centenari. Tra l'altro i 60 sono i nuovi 40, no? Dicono. Quindi non ci sono scuse per nessuno, bisogna stare tutti in campo. Buonasera a tutti, io vi leggo un comunicato. Faccio parte del gruppo promotore Zelarino e dintorni, il gruppo che ha dato vita all'iniziativa di sensibilizzazione delle lenzuola bianche #BastaSmog, che è stata ripresa e diffusa successivamente anche in centro storico con grande adesione. Leggerò un documento che vuole essere il nostro contributo in questo importante momento che ci trova uniti e compatti nella volontà di fronteggiare ciò che ormai è diventato un immenso problema, l'aria irrespirabile che sta avvelenando la vita nella nostra città, mettendo in atto azioni che obblighino l'amministrazione ad accettare un confronto con la cittadinanza che pretende delle risposte e l'assunzione di responsabilità da parte della stessa amministrazione per la ricerca di soluzioni condivise. Questo è il contributo del gruppo promotore Zelarino e dintorni e della municipalità di Chirignago Zelarino. Il territorio della municipalità di Chirignago Zelarino è attraversato da alcune delle maggiori arterie stradali che conducono a importanti punti di interesse e attrazione. Solo per citarne alcuni, il centro di Mestre, l'ospedale dell'Angelo, la zona commerciale A&U Terraglio.
In particolare Zelarino è segnata dalla presenza della via Castellana, via Selvanese, via Malieschi, via Pacagnella, via Gatta e via Scaramuzza, che quotidianamente vengono percorse da migliaia, ci siamo messi a contarli strada per strada, di veicoli, la maggiore parte dei quali è occupata dal solo conducente, che da queste strade principali si riversano immancabilmente anche nelle vie secondarie, dove sono collocate, tra le altre cose, le scuole, la cui popolazione, i bambini, è, come ci dicono gli studi medici, tra le più colpite dalle malattie che derivano dall'inquinamento atmosferico. Ogni mattina nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 9 ed ogni sera tra le 17 e le 19 si assiste al ripetersi di interminabili code di auto che ammodano l'aria con il loro gas di scarico. Il livello del traffico e del relativo inquinamento è arrivato a un punto difficilmente sopportabile. Non è un caso che tra le varie centraline per il rilevamento della qualità dell'aria installate da ARPAV nel Comune di Venezia, quella presente nel territorio della nostra municipalità registri sempre i dati peggiori. Quest'anno, fino ad oggi, il limite di guardia 50 microgrammi metro cubo di concentrazione di polveri sottili, PM10 nell'aria, è stato superato oltre 50 volte, per la precisione 53 al 13 ottobre 2019, mentre si dovrebbe rimanere al di sotto delle 35 volte all'anno. Sforamento destinato a aumentare, visto che abbiamo di fronte circa 2 mesi di stagione fredda prima della fine dell'anno. Di fronte a questo quadro allarmante, la municipalità di Chivignano Zelarino, nel corso di una commissione consiliare del novembre del 2017, aveva chiesto all'assessore competente la possibilità di costituire un tavolo per mettere a confronto amministrazioni, cittadini e associazioni sul tema della mobilità e di come renderla maggiormente sostenibile. Una questione molto complessa per la quale nessuno può pensare di avere soluzioni a portata di mano. Per questo motivo lo scambio di idee, soprattutto con chi vive quotidianamente il territorio, poteva essere il primo passo per la costruzione condivisa di alcune possibili alternative. La questione è molto complessa anche perché siamo di fronte a sconvolgimenti climatici. Quello che è accaduto a Venezia, sommersa dall'acqua nei giorni scorsi, ne è l'ennesima dimostrazione, per i quali l'inquinamento del traffico contribuisce solo in parte. Però un'emergenza del genere si affronta non solo attraverso provvedimenti amministrativi, ma soprattutto con un cambio culturale, che prevede inevitabilmente anche la modifica dei nostri stili di vita e quindi ovviamente con un cambio di mentalità rispetto al nostro concetto di mobilità. Tutto questo non può che passare da un patto tra chi amministra la cosa pubblica e i cittadini. Nonostante l'iniziale disponibilità dell'amministrazione comunale, ribadita successivamente attraverso alcuni articoli su quotidiani locali, e nonostante i diversi solleciti inviati, il tavolo di confronto non è stato mai istituito. Da poco è iniziato l'iter per la progettazione del PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, che è accompagnato da una campagna il cui slogan è "Dici la tua", solamente però compilando un questionario online. Quanto più proficuo sarebbe stato se la nostra avessimo avuto la possibilità di dirla in un contesto di dibattito pubblico? Ancora una volta l'amministrazione Brugnaro, che fino a questo momento ha messo in campo azioni per favorire l'uso del mezzo privato piuttosto che la mobilità sostenibile, si è dimostrata restia al confronto. Per questo nelle scorse settimane abbiamo messo in atto un'azione di sensibilizzazione che è consistita nel chiedere ai cittadini di Zelarino di appendere ai loro terrazzi o alle loro ringhiere delle lenzuola bianche con la scritta #BastaSmog oppure #StopTraffico. L'iniziativa ha avuto un discreto successo, oltre 30 sono le lenzuola esposte lungo le strade di Zelarino e dintorni e recentemente, grazie alla municipalità di Venezia, hanno fatto la loro comparsa anche nei palazzi del centro storico. Approfittiamo di questo momento per rilanciare l'appello ad esporre le lenzuola bianche in tutta la città, per dimostrare che questo problema non riguarda solo Zelarino, Trevignano e dintorni, ma tutti i quartieri e i loro cittadini del Comune di Venezia. Anche di fronte a questa dimostrazione nessuna risposta è arrivata dall'amministrazione comunale e indirettamente sono arrivate alcune prese di posizione che sostanzialmente hanno derubricato l'iniziativa come la solita protesta da parte di chi non ha proposte.
La classica risposta del sindaco e dei suoi sodali, che solitamente è accompagnata anche dalla frase fatti non parole. Per l'ennesima volta ribadiamo che a noi non interessa sparare una serie di idee più o meno realizzabili, tanto per alimentare uno sterile dibattito, così come va di moda nei social network. Noi le proposte per un problema serio, come quello di cui stiamo parlando, vorremmo costruirle assieme, anche e soprattutto con chi, fino ad oggi, non ha mai manifestato interesse per il confronto democratico. Si chiede all'amministrazione del Comune di Venezia di dichiarare lo stato di emergenza climatica e di istituire immediatamente un tavolo di confronto aperto ad associazioni e cittadini per mettere in campo iniziative concrete di salvaguardia ambientale. Uno dei punti che poi costituirà la piattaforma che vorremmo proporre a tutti e che vorremmo costruire dentro le mobilitazioni nelle prossime settimane. Io passo la parola a Alessandro Zuccon del Comitato Residenti di Via Colombo. Buonasera, io volevo appunto rubare alcuni minuti per parlare, per rendere nota insomma la situazione della Via Colombo, che era stata chiusa grazie alle nostre mobilitazioni per quasi 10 anni e dopo, quando iniziavamo a respirare un po' di aria decente, ci siamo cominciati a comprare le macchine elettriche un attimo così, cominciavamo a raggiungere un po' di, avevamo garantito che i mezzi pubblici erano non inquinanti, diciamo, hanno fatto il tram, non sarebbero più passati tutti quei bus e anche le auto private. È stato speso un importo notevole per fare il ponte della strada Ballenari bis e non era neanche ancora concluso quello che purtroppo hanno tolto, come diceva l'assessore alla mobilità, le ZTL e quindi questo ci ha ributtato in uno stato di smog totale. Cioè purtroppo la Via Colombo ora, da 2 anni e mezzo, da aprile 2017, è una camera a gas, perché purtroppo è larga poco più di 6 metri, c'è il tram nei 2 sensi di marcia, tutti i bus di nuovo e tutte le auto private, quindi è una situazione perché impossibile. Inoltre è anche molto pericolosa, perché c'è vicino al piazzale Cialdini e i marciapiedi sono larghi 1 metro, quindi uno studente con un ombrello. I mezzi pubblici tra l'altro passano velocissimi perché in tutte le città del mondo c'è il limite di 30 all'ora, in Via Colombo no. Purtroppo siamo andati a parlare con le varie amministrazioni così e ci avevano garantito che avrebbero messo un cartello di limite 30 orari, non siamo ancora riusciti a ottenerlo. Quindi più lì adesso c'è lo scambio dei bus, quindi ci sono i bus che escono, le macchine che si buttano in mezzo, le biciclette, ora ci sono anche i monopattini, i pedoni. Quando io abito in una stradina privata, che purtroppo condivido con altre case, solo per mettersi fuori, adesso con la mia macchina elettrica che non si sente neanche, devo stare attenta di non investire qualcuno, perché devo guardare come in entrambi i sensi di marcia. Cioè purtroppo la via di Colombo è diventata di una pericolosità allucinante. Anche mia figlia che va a scuola quando piove tutti corrono, poi si incanalano, dunque le macchine si fanno la coda dietro il tram che è lunghissimo e quindi proprio è una cosa veramente irrespirabile e proprio dannosa per la salute. Infatti anche io pulendo, mentre quando almeno le auto private si erano fermate, ora vedo proprio che pulisco, la polvere non è grigia, è proprio nera da smog, nonostante abbia le finestre col triplo vetro e ho fatto di tutto per difendermi, però essendo stretta la strada e la densità molto frequente dei mezzi, purtroppo siamo arrivati a questo punto, quindi volevo porre all'attenzione appunto questa cosa e che è un problema da risolvere insomma, per la nostra salute e per la salute di tutti gli altri cittadini. Ringrazio per quello
della qualità dell'aria, dell'inquinamento, come dicevamo prima, la terraferma che è la città d'acqua. Chiamerei Sandro Picchioluto di Insieme per Venezia e Terraferma e approfitto solo di dire una cosa, che l'intervento che abbiamo appena sentito ci parla anche di un'altra visione estremamente miope sulla città. Si è tanto parlato che bisognava togliere le ZTL per favorire il commercio, per favorire il ecco, guardate le zone dove la ZTL è stata soppressa, sono dei cimiteri dal punto di vista del commercio, vetrine chiuse, come anche in altre parti di Mestre, e molta meno gente che passeggia, perché chiaramente è un problema che è connesso, per cui anche questa narrazione sul fatto che le ZTL, come dice il nostro caro sindaco, bisogna toglierle perché sennò la gente non va a comprare i negozi, è assolutamente e empiricamente una bufala. Ecco, scusa per fare questa cosa, prego. Posso usare questo? Se si sente sì. Allora, vi racconto qualche fatto. Primo fatto, 15 anni fa, COP9, Rimini, Milano, i colleghi di IPCC dicono: abbiamo paura che il riscaldamento globale superi 1 grado. Non sappiamo cosa succederà quando verrà superato 1 grado. Oggi siamo 1,2 e l'ultimo rapporto IPCC dice che sicuramente arriveremo ad 1,5 e il grosso problema è non arrivare a 2. Quindi non è che dobbiamo fare qualcosa, il clima è già cambiato, la situazione è già cambiata. Cracovia, 2005, commissario europeo Andris Piebalgs ci dice, era un gruppo di lavoro europeo, bisogna che la lotta al cambiamento climatico nasca nelle città, perché le città governano il 40% di tutta l'energia e l'inquinamento generato dall'energia nei trasporti in Europa. A questo punto creiamo un oggetto che si chiama Patto dei Sindaci. Forse qualcuno ne ha sentito parlare. Fondamentalmente nasce nel 2005, i sindaci si impegnano a dimezzare le loro emissioni di CO2 entro il 2020, che sarebbe poi l'anno prossimo. L'Europa parte con questa azione di protezione del clima nel 2005. Il Comune di Venezia pubblica la propria relazione sul patto dei sindaci nel 2012. Tanto per dire, lo so, infatti mi ricollegavo al tuo discorso, però a questo punto facevo un passo avanti. Allora, cosa è successo? In quel periodo succedono 2 cose interessanti. Uno, il comune di Venezia, aderisce al patto dei sindaci e sviluppa un progetto per ridurre la CO2. Nello stesso tempo un assessorato del comune di Venezia acquisisce la certificazione 14001, che è una cosa molto importante, perché il comune, adottando un sistema di qualità per la protezione dell'ambiente, si impegna direttamente davanti ai cittadini di tutelare l'ambiente in prima persona. Quindi c'era un doppio impegno prima di questa giunta, un doppio impegno del comune per la protezione dell'ambiente e del clima. Protezione del clima, il patto dei sindaci; protezione dell'ambiente, certificazione 14001, qualità del clima. Cosa è successo? Con la nuova giunta il comune di Venezia ha perso la certificazione 14001, ora non è più certificato, quindi a questo punto non deve più rendicontare i cittadini. Vediamola dal lato positivo, si fa per dire, non è più obbligato a rendicontare i cittadini come si sta comportando nella gestione dell'ambiente.
Viene pubblicata però la relazione di aggiornamento sul patto dei sindaci. Tutto bene, abbiamo raggiunto i limiti. Andiamo a leggere cosa è scritto. Allora, il Comune di Venezia ha ridotto le proprie emissioni di CO2, ma sapete perché? Semplicemente perché i cambiamenti climatici fanno sì che l'inverno sia più caldo e quindi i cittadini consumano meno riscaldamento. Allora a questo punto il Comune si è affrettato a dire: siamo stati bravi. No, guarda che è solo che fa più caldo d'inverno. Aspetta, mica finita. Sono ridotte enormemente le emissioni per l'elettricità consumata al Comune di Venezia. Poi in un trafiletto piccolo piccolo di 3 righe, perché logicamente il documento è bello lungo, c'è scritto: sì, però le riduzioni di CO2 non l'abbiamo fatto noi a Venezia, l'ha fatto l'Enel, che produce la medesima elettricità inquinando di meno e producendo meno di CO2. Quindi di fatto non ha fatto nulla. Il documento trionfale del Comune di Venezia: abbiamo adempiuto agli obblighi del patto dei sindaci, di fatto non fa altro che dire: guarda, fa più caldo d'inverno, guarda, l'Enel ci dà dell'elettricità che fa un effetto serra inferiore. Sì, sono state fatte anche delle colonnine per alimentare le imbarcazioni in marittima. Zaia però, quando ci fu l'incidente della costa, non disse che le colonnine non erano nella marittima delle grandi navi, ma erano nelle marittima degli yacht, i quali yacht sinceramente hanno tanti di quei soldi che non gliene frega assolutamente di attaccarsi ad una colonnina, che poi 5 sono, ha messo il Comune. E anche questa è una delle grandi azioni. Concludo. Per fare bisogna fare dal basso, ma per fare dal basso bisogna avere un'amministrazione che sia cosciente dei propri impegni. Tagliare le ZTL è la stessa cosa che rifiutare il confronto dei cittadini davanti alle proprie incapacità di gestire l'ambiente e il cambiamento climatico. Grazie. Adesso chiamo Alfiero Farinea del Parco di San Giuliano e poi il prossimo è quello di Monica Coini per il comitato ex Umberto I. Io sono in rappresentanza degli amici del Parco di San Giuliano. Prendo lo spunto dall'intervento di Gianfranco Bettin per dire che l'arretramento non è solo l'abolizione della ZTL e del Parco della Laguna, ma ciò che è in atto in questo momento con atti concreti è il cambiamento della vocazione ambientale del Parco di San Giuliano. Se voi andate in questi giorni al Parco di San Giuliano vi renderete conto che è un quartiere a cielo aperto, che c'è un sequestro penale per inquinamento nel nostro parco. Nel nostro parco c'è in atto un sequestro penale per inquinamento e la notizia che vi do è che è in corso di approvazione, noi stiamo preparando già le deduzioni, la modifica della destinazione urbanistica di una parte importante del parco, che passa da zona verde attrezzato a zona per attività produttive. Che cosa significa? Che il trasporto acqueo importante tra la terraferma e Venezia partirà da San Giuliano. Questo significa due cose: l'aumento dell'inquinamento, certo, perché è evidente, proviamo a pensare che cosa succederà sul moto ondoso, secondo i camion che arrivano, perché non è che le merci non arrivano. E questa è l'azione in atto dell'amministrazione, la quale tra l'altro sta trasformando quel parco in un luogo di produzione anche di eventi che richiedono interventi che non è in grado di controllare, perché chi si fa fare un sequestro penale per fare un intervento legato ad un concerto forse non ha la dovuta attenzione
ben sapendo la delicatezza del parco, che come dire, proviene da una zona inquinata con una messa in sicurezza permanente, quindi è una zona dove bisogna stare molto attenti a quel che si fa. Allora noi organizziamo una manifestazione il 30 di novembre alle ore 11 al parco. A suo tempo abbiamo raccolto 6.500 firme contro quello che sta avvenendo. Quindi approfitterei per questo incontro tra le associazioni per invitarle tutte a collaborare. Noi stiamo cercando di andare in tutti i luoghi in cui le associazioni organizzano eventi per essere presenti, perché badate bene, quello che sta avvenendo in città è che le decisioni partono dall'alto, la città non viene ascoltata, vengono ascoltati solo piccoli fruitori di interessi che non sono diffusi, perché le decisioni non vengono concordate con la città. Il parco di San Giuliano e il parco della Laguna sono luoghi della città, non sono luoghi di pochi, sono luoghi di tutti. Quindi ben venga questa attività tra le associazioni e vi invito ad essere presenti alla nostra manifestazione. Buonasera a tutti, sono Monica Coin del comitato Enes Umberto I. Che cosa può fare la città per l'inquinamento e i cambiamenti climatici? Per quanto riguarda l'uso e l'assetto del territorio, che è una delle funzioni fondamentali dell'amministrazione comunale, penso molto. La mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento viene soprattutto anche da quello che è il patrimonio verde all'interno della città, ad esempio. Una infrastruttura verde all'interno e all'esterno della città sicuramente contribuisce a mitigare quelli che sono gli effetti dell'inquinamento. Ovviamente l'uso e l'assetto del territorio comprende anche il fatto che non ci debba essere una cementificazione selvaggia che sia il frutto di lottizzazioni selvagge e di far prevalere sempre gli interessi privati nella pianificazione della città. Nella nostra esperienza di comitato abbiamo sperimentato l'assoluto silenzio e assoluta chiusura al dialogo della cittadinanza e dell'amministrazione Corugnaro. Abbiamo di fronte 4 ettari al centro della città che inizialmente il comitato chiedeva fossero acquisiti dall'amministrazione comunale visto il prezzo molto basso di vendita. L'amministrazione comunale dice che non ha intenzione di acquistare alcunché perché deve facilitare l'interesse privato, parole testuali. Allora, l'interesse pubblico come viene gestito? La pianificazione necessaria che noi dobbiamo fare per accogliere quelli che sono i bisogni dei cittadini, perché l'amministrazione comunale rappresenta una comunità, non è un ente personificato, rappresenta una comunità. Da quando noi abbiamo la Costituzione ci insegna che la pubblica amministrazione non è la pubblica amministrazione ottocentesca personificata, ma deve rappresentare la comunità. Quindi quando noi diciamo i cittadini vogliono dialogare con l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale stessa dovrebbe porsi il problema dei bisogni dei cittadini e della comunità. Noi abbiamo una possibile infrastruttura verde all'interno di questa area perché ha una grossa piantumazione che deve essere vista nel complesso delle risorse della città, per esempio il Parco Querini, per esempio quello che potrebbe essere assorbito di inquinamento della via Circonvallazione, che è molto inquinata il centro della città. Dire che si costruiscono 3 torri e non si recuperano i padiglioni pubblici che tuttora sono previsti da quello che viene chiamato ancora piano di recupero di alcunché non si sa,
Abbiamo delle trattative private dell'amministrazione comunale con il privato acquirente, da luglio è stato acquistato, i cittadini non sanno assolutamente nulla di quello che avverrà dei padiglioni pubblici e dello standard di verde pubblico di quell'area, ed è una cosa incredibile. Chiudo. Ricordo che purtroppo noi ci siamo molto impegnati su questo comitato, che ha avuto un riscontro abbastanza importante, però questa non è una bella notizia, perché se i comitati devono per forza darsi da fare per poter parlare con l'amministrazione comunale, che è totalmente sorda, significa che non c'è nessun collegamento, nessuna possibilità di dialogo con un'autorità che è fine a se stessa e non rappresenta più nessuno. Vi invito tutti il 27, mercoledì 27, tutti i comitati sono invitati, a Mestre a un Cuore 2, che ha l'ambizione di verificare insieme ai comitati cittadini quelle che sono le problematiche ambientali del territorio della città di Terraferma. Adesso deve intervenire Laura Lardini, Comitato Parco Bissuona. Poi se ci risparmiassimo anche un altro supermercato nell'ex Alberto I, male non farebbe, che ne abbiamo anche troppi. Anche qua, sì. Buonasera a tutti. Farò un intervento molto breve, visto anche l'orario che è tardo. Io volevo parlare principalmente del verde urbano, dell'importanza del verde urbano per il problema dell'inquinamento e di come nel nostro comune il verde urbano ci sia, ma è molto, cioè la manutenzione è molto carente, lascia molto a desiderare. E in più cioè il verde urbano deve essere trattato come un qualche cosa di molto importante per abbattere l'inquinamento atmosferico. E invece qui nel nostro comune da anni è molto trascurato. Volevo soltanto fare riferimento a quello che accade invece nella vicina Padova. Il comune di Padova si è reso conto che il verde, che gli alberi ci possono salvare dall'inquinamento. E appunto per questo ha dato via ad un progetto che non è un progettino così sporadico, ma che è un progetto che ha un carattere sistemico. Ha dato il via a un percorso di riforestazione urbana, quindi non si tratta di fare un giardinetto o qualcosa, prevede l'acquisto e la messa di già l'anno scorso ha dato il via a questo progetto, che è un progetto tra l'altro lungimirante, perché non parla di una cosa sporadica, di un periodo, ma parla appunto di vari anni, che prevede l'acquisto e la messa a dimora di circa 10.000 nuovi alberi e arbusti. Queste piante tutte insieme creeranno un polmone verde grande quanto 12 campi di calcio, che donerà benessere, biodiversità e salute alla città. Quindi c'è un progetto, un piano su questo. E stimano che questo, oltre che a riqualificare delle zone degradate, abbandonate della città, dovrà dare un totale di 1.125 tonnellate, cioè di abbattere 1.125 tonnellate all'anno di CO2, prevedendo tra l'altro un ulteriore incremento futuro legato allo sviluppo delle piante. E questo intervento lo ha progettato in 3 fasi, quindi non si tratta di un qualche cosa, di un piano secondario. Una prima fase è l'individuazione delle aree, da maggio 2018 a novembre 2018, cioè ha individuato 15 potenziali aree di intervento di proprietà comunale, da cui ne scelte per il primo tempo 8, quindi anche per rivalutare queste aree, queste zone. Poi una fase 2 è la messa a dimora degli alberi tra ottobre e dicembre del 2019. Durante questa fase i cittadini e imprese hanno la possibilità di sostenere la creazione di nuovi boschi urbani e quindi anche di riappropriarsi di zone abbandonate, e nella fase 3 l'individuazione di nuove aree da novembre del 2019. Questo è un esempio di quello che può essere un piano veramente serio, programmatico e
diciamo, che vede lungimirante per il discorso, per cercare un primo progetto per abbattere l'inquinamento. Allora, io direi, ma forse vuoi fare tu la conclusione per me, però io voglio ribattere un attimino questo discorso qua. Noi dobbiamo chiedere al nostro comune che apra, che dichiari lo stato di emergenza climatica, perché mai come Venezia ha un esempio appunto di questo problema. Dichiari lo stato di emergenza climatica, ma non una dichiarazione così di intenti, apra un tavolo di confronto con le associazioni, con i cittadini, per cercare delle vere e proprie soluzioni, che siano soluzioni lungimiranti, appunto, che non guardano adesso, che guardino al futuro. Ringrazio Laura, ma sono gli ultimi due interventi, volevo dire una cosa prima delle conclusioni, però, perché giustamente mi ha preceduto. Questa assemblea non sarà l'ultima di una serie di iniziative, anzi vuole essere l'inizio di un percorso sul quale anche confrontarsi su dei terreni concreti di iniziativa, intanto e delle proposte. Intanto lo stato di emergenza climatica, secondo me, giustamente dobbiamo chiederlo a gran voce, ma dobbiamo cominciare a dichiararlo noi a partire dall'assemblea del 23 a Venezia e della grande manifestazione del 30 di novembre contro il Mose, contro quello che è successo, per un modello di sviluppo che sia veramente sostenibile, non come quello in cui viviamo, e contro questa giunta che di fatto non ascolta quello che i cittadini gli dicono, e questo sta emergendo con chiarezza stasera. E poi ci sono una serie di punti che dobbiamo costruire insieme e che saranno anche prodotti dentro un documento che sarà un po' la sintesi delle proposte e degli interventi che ci sono stati questa sera. Questo volevo dirlo prima della fine, perché così insomma ci diamo anche una prospettiva per costruire mobilitazione nelle prossime settimane. Io chiamerei Marco Cavagnin della Rez e poi Carlo Giacomini, che è l'ultimo intervento. Buonasera. Come ha detto Michele, sono Marco Cavagnin della rete degli studenti medi, una delle realtà che fanno parte dei quartieri in movimento. Siamo un'associazione di studenti per studenti che si impegna per i diritti dei giovani nelle scuole per un sistema di istruzione migliore. Risulta chiaro come il più grande problema e la più grande emergenza, come giustamente si diceva prima, per il nostro futuro sia il cambiamento climatico. Ne abbiamo avuto prova dolorosamente l'altro giorno, quando siamo stati colpiti dalla più alta marea di questo secolo e la seconda più alta di sempre. Infatti voglio ricordare, come sappiamo bene tutti, che siamo arrivati a soli 4 centimetri dai 194 del 4 novembre del 66, e noi, non avendo vissuto il 66, fino a pochi giorni fa potevamo solo immaginare un cataclisma del genere, e invece martedì abbiamo avuto dolorosamente prova. Un cataclisma qui però come giovani abbiamo saputo reagire con un grande slancio per portare aiuto a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno. Le cause ovviamente, come ben sappiamo, sono tutte da ricercare nel deterioramento del clima. Le città del mondo sono sempre più inquinate e la nostra Venezia non è da meno. A causa del traffico stradale e nel nostro caso anche marittimo, come si sottolineava prima, a causa delle industrie responsabili e direi anche criminali e a causa di molti altri fenomeni, l'area si avvelena sempre di più, e noi quest'area la respiriamo tutti i giorni, andando a scuola, ma anche semplicemente uscendo di casa, e come abbiamo sentito dal dottor Regini, gli effetti di ciò sulla nostra salute sono terribili, e oggi siamo qui proprio per questo, come studenti e come giovani, per parlarne insieme. Vogliamo essere in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento. Abbiamo dimostrato di saper organizzarci in grandi manifestazioni e numerosi collettivi e associazioni, mettendo ancora di più sotto la luce dei riflettori il problema. E il nostro impegno continua nella vita di ogni giorno. Come studenti ci siamo attivati all'interno delle nostre scuole e a livello locale, attraverso i nostri rappresentanti, per attuare misure che contribuiscano in maniera quotidiana a salvare il pianeta. Stiamo diffondendo il plastic free nelle scuole con la distribuzione di borracce e altre misure. Stiamo facilitando ai giovani, e questa è una cosa di cui si è parlato anche prima, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Stiamo portando avanti i piani di edilizia scolastica ecosostenibile, di cui un esempio immediato è per esempio la sostituzione delle luci a neon molto
efficienti con sistemi di illuminazione più efficienti come il LED. E cosa molto importante, perché va sottolineato, ci stiamo impegnando affinché tutti gli studenti siano informati e coscienti, affinché sappiano da soli cosa possono fare nel loro piccolo e a casa loro per aiutare. Abbiamo visto anche prima nel PowerPoint tutta una serie di piccole azioni che possiamo fare nel nostro quotidiano. Come studenti inoltre ci attiviamo nella nostra città e nelle nostre città per contribuire con tutte le realtà locali, come collettivi, le associazioni, i vicinanti, per partecipare a iniziative e progetti come Quartieri Movimento. Nel momento in cui le istituzioni e l'amministrazione non vogliono ascoltarci, siamo noi che dobbiamo insistere come comunità di cittadini responsabili affinché si faccia ciò che deve essere fatto. E noi studenti giovani saremo sempre i primi a rimboccarci le maniche e non avere paura di manifestare contro una città che non ci fa respirare. Do una buona notizia che risparmio 9 decimi del mio intervento e dico una cosa sola. No, nel senso, a quest'ora non si può. Mi prenoto a essere il primo della vostra prossima e sono disponibile, Ecoistituto del Veneto, ad affrontare i 3 argomenti: politica industriale, mobilità urbana e politica urbanistica nello specifico di questo territorio, per riqualificarlo e recuperare la sua salubrità di vivibilità. Sono disponibile con i comitati, con gli studenti, con quant'altro a approfondire le cose, ma mi prenoto già per la prossima volta. Dico una cosa sola, che è importante a scadenza di settimana. Vediamo la prospettiva dell'assemblea cittadina e lo sciopero climatico del 23 e il 29. Siccome queste 2 occasioni sono importanti politicamente, abbiamo deciso di non approfondire troppo l'aspetto tecnico in quella seduta, perché sarà invece una discussione finalmente politica, ma l'aspetto tecnico è fondamentale. Perché si sono sentite delle fregnacce mostruose in questi giorni, magari anche con ingenuità, con buon fine, erroracci clamorosi, che non hanno spiegato perché questa cosa ha prodotto questo risultato, perché il progetto del MOSE è sbagliato, perché rischia di non funzionare, perché bisogna fermarlo perlomeno per studiare meglio quali sono le cose devastanti che stanno succedendo nel tecnico, in canale dei petroli e sull'accesso alla zona industriale, e quali invece le politiche alternative. Allora abbiamo deciso che il pomeriggio del 22 a Venezia, probabilmente o ad Abragora o ai Laneri, alle ore 17, stiamo uscendo con la notizia pubblica, Ecoistituto, Italia Nostra, forse WWF, fanno una conferenza stampa pubblica con i migliori tecnici che hanno lavorato su questo territorio in questi 10 anni, illustrando nello specifico tecnico, quindi non c'è dibattito politico, c'è proprio un'illustrazione tecnica degli errori del progetto, la prova fumante, le prove uscite in queste settimane ultime, di cui la città non ha mai sentito parlare, perché il MOSE va fermato, perché rischia di essere distrutto esso stesso dai suoi errori finora secretati. La illustrazione appunto delle cose devastanti che sta succedendo intorno alla zona industriale canale dei petroli, con i progetti di armamento e di scavo, e le strategie alternative che sono possibili, dichiarate, illustrate da 20 anni, di opere diffuse, rialzi geologici, rialzi geotecnici, rialzi edilizi, mitigazione delle maree con l'aumento della capacità dissipativa, tutte illustrazioni tecniche con i documenti e gli autori di questi studi, sperando che la stampa nazionale e internazionale approfitti di questa occasione per farsi una cultura finalmente e capire nello specifico cosa sta succedendo in Laguna. Ma credo sia importante per la città e i cittadini, quindi questa cosa verrà resa pubblica, ci saranno i documenti, distribuiremo i materiali, scopriremo anche le fonti degli studi disponibili, ci saranno gli autori di questi studi, da Unghisser, Vittadini, Stefano Boato, Leandro per i rialzi urbani, Gambolati per i rialzi geologici, i migliori tecnici, la scienza che ha lavorato a Venezia, a Padova, altrove, su questo territorio. Questo è importante, è un'occasione d'oro, credo sia da non perdere. Grazie. Io vi ringrazio, vi ricordo di nuovo 2 appuntamenti principali che così ci permettono già di mobilitarci. Alle 17, il 23 novembre, presso Sala San Leonardo, una grande assemblea cittadina popolare per costruire insieme la manifestazione del 30.
abbiamo messo giù molti nodi, adesso li raccoglieremo nei prossimi giorni dentro anche attraverso un documento che pubblicheremo sulla pagina di Quartieri Movimento, prima di convocarci per un'altra assemblea per costruire insieme la mobilitazione attorno a questi punti. Grazie a tutti e buona serata.